Un tributo alla memoria che sia insieme anche un monito e il simbolo della volontà di guardare avanti. Sono passati 50 anni dalla tragedia del Vajont, quando una gigantesca frana largamente annunciata sul Monte Toc ha riempito d'acqua la diga, provocando un'onda d'acqua che ha travolto tutta la valle e ucciso nel sonno 1917 persone. Il primo assegno per la realizzazione di un percorso della memoria lungo i luoghi di questa tragedia, di cui proprio nel 2013 ricorre il 50° anniversario, lo ha staccato la Regione Veneto, 1 milione di euro per realizzare un percorso di 3 chilometri che attraverso il recupero della strada del Colomber collegherà i due versanti della valle del Vajont con una passerella che passerà proprio davanti alla diga per poi ricongiungersi con la viabilità che porta sul coronamento, rendendo accessibile per tutto l'anno il percorso che oggi è transitabile solo nel giorno dei percorsi della memoria a fine settembre, quando l'Enel concede l'attraversamento delle sue gallerie e del Ponte Tubo. Perché credo che nulla valga di più per rendersi conto della dimensione della tragedia che vedere le dimensioni di questa grandissima opera di ingegneria che tra l'altro ha anche resistito alla frana che poi ha provocato la grande onda, ma ripeto, vedere da qui quello che può essere, immaginare da qui quello che può essere successo, credo che sia un riconoscimento, una necessità rispetto alla memoria. È un luogo particolarmente forte anche dal punto di vista dello scenario, dell'ambiente, di quello che è successo. 1909 vittime sono tantissime, 240 milioni di metri cubi che sono caduti giù, e anche tutta la gente che c'è qui, che guarda, ho sentito prima degli stranieri, che guarda la frana e questo fronte enorme di frana, ecco, ti lascia e ti fa pensare alla sicurezza idraulica, alla sicurezza dei nostri territori. Anche oggi, a 50 anni di distanza, la meraviglia per un'opera tanto grandiosa dell'uomo si scontra con il dolore suscitato dal ricordo di quella immane tragedia e delle cause che la provocarono, la cui eco risuona ancora forte in chi attraversa questa valle. Questo percorso, avviato dalla Regione Veneto insieme ai GAL Alto Bellunese e Friulano, avrà bisogno di altri finanziamenti per essere completato. In tutto costerà 2 milioni di euro che dovrebbero arrivare dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Enel. È un tema che riguarda la memoria di tutti, è un monito a quelli che sono i pericoli che l'ambiente può rappresentare e le attenzioni che l'uomo deve avere. E quindi crediamo che, così come ha fatto la Regione Veneto, anche la Regione Friuli, l'Enel e altre istituzioni partecipino con noi a questo progetto.